Ascoltare, rispondere, liberare, incontrare. Le parole chiave del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale dei Poveri al centro della riflessione per l'Avvento proposta da Caritas Diocesana. Il protagonismo femminile nel Vangelo di Luca al centro dell'incontro con la biblista Rosanna Virgili a San Salvatore di Cogorno. Elisabetta e Maria sono state le prime a veicolare l'era cristiana. Inizia a Santa Margherita Ligure un percorso in ascolto del Vangelo di Luca, con incontri comunitari e piccoli gruppi nelle case. Primo appuntamento, il ritiro di Avvento domenica. Celebrata nella giornata del ringraziamento di Coldiretti a conclusione della stagione agricola. Un'annata positiva, nonostante il meteo, secondo gli agricoltori. Fra tradizione e attualità, l'arte del campanaro continua ad appassionare. Anè il raduno diocesano dell'associazione che raggruppa quasi 50 appartenenti in tutta la Liguria. 13 studenti degli istituti di musica delle diocesi di Chiavari, Genova e Savona insieme in cattedrale per celebrare la festa di Santa Cecilia, fra loro giovani e meno giovani uniti dalla passione per la musica. Santa Caterina è stata festeggiata dall'omonima confraternita di Sestri Levante, in processione i 3 crocifissi lignei. Presto verrà allestito il presepe, le cui offerte saranno destinate ad interventi di restauro dell'oratorio. Benvenuti a Ni Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari e della Chiesa universale. Stiamo per iniziare l'Avvento, tempo forte dell'anno liturgico in preparazione a Natale. Con questa domenica si inizia la lettura del Vangelo di Luca. Caritas Diocesana propone per tutte le comunità parrocchiali un percorso di riflessione incentrato su 4 parole chiave desunte dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Poveri. È stato preparato un sussidio che verrà distribuito in tutte le parrocchie proprio per agevolare la riflessione in vista del Natale, e viene proposta un'attenzione particolare per le opere di carità al nostro territorio, dunque ai centri di ascolto, ai guardaroba cittadini e così via, ma anche oltre confine alla missione interdiocesana di Cuba, alla mensa dei poveri che viene portata avanti proprio laggiù. Allora, su tutto questo sentiamo il direttore della Caritas Diocesana. Per l'Avvento 2018 Caritas che tema propone per la riflessione? Ma è tanto da tema fondamentale un po' l'annuncio che viene dato nel Natale, che il Signore cammina con noi, quindi il Signore è accanto a ciascuno di noi. E allora abbiamo un po' individuato, assumendoli un po' dal messaggio del Papa per la Giornata Mondiale dei Poveri, 4 parole che in qualche maniera vengono coniugate nelle 4 domeniche dell'Avvento. E le 4 parole sono il silenzio dell'ascolto, il rispondere, il liberare e l'incontrare. E proprio i temi anche evangelici che vengono suggeriti aiutano proprio un po' ad aprire queste parole, a farle diventare un tessuto e anche un cammino di formazione per le nostre comunità e per le singole persone. Quali sono le proposte che Caritas fa per vivere appieno questo tempo di preparazione al Natale? Ma sono un po' 2 livelli di proposte. La prima è far sì che la parola ascoltata diventi parola vissuta. E allora ci sono anche dei testi che vengono consegnati nelle schede, dei suggerimenti perché possa questa parola ascoltata la domenica durante la settimana masticata e vissuta. Sono testi desunti dal documento finale del Sinodo sui giovani, sono desunti anche dalla lettera del Papa sulla santità, Gaudete ed esultate, ad altre piccole osservazioni. Sono piccoli segni che aiutano un po' un cammino. E poi c'è il suggerimento di fare che questa parola diventi esercitata attraverso anche delle piccole opere con 2 attenzioni. L'attenzione al territorio, quindi i centri di ascolto, il dormitorio Casa Abruzzone, i luoghi della distribuzione sia del vestiario che degli alimenti, ragazzi insieme, tante altre realtà che sono diffuse nelle nostre comunità. Allora un po' attenzione a quello e davvero anche educarci, un po' far sì che una parola rinnovi la nostra vita. E l'altra parte c'è un impegno anche
più missionario, che è il sostegno della mensa diocesana che noi abbiamo nella nostra missione a Cuba con Don Claudio, e quindi può sostenere quelli 200 pasti quotidiani che vengono offerti a Cuba. Il cammino di avvicinamento sarà scandito dalle 4 domeniche d'Avvento. In particolare per la prima domenica d'Avvento quale spunto di riflessione viene suggerito? La prima domenica è il silenzio dell'ascolto, è una frase di Papa Francesco dove chiede che l'ascolto abbia 2 attenzioni, il silenzio perché prioritario è l'altro e poi un ascolto che sia di cuore e quindi non soltanto un ascolto superficiale. Poi nella seconda domenica la parola è rispondere, perché il povero grida, il Signore ascolta e risponde. E rispondere vuol dire che allora quella parola in qualche maniera interpella la vita e cambia la vita. La terza domenica è liberare, il Signore che ascolta il grido del povero, il Signore che entra in contatto, in rapporto con Lui, risponde e quindi dà novità alla propria vita. Allora è anche l'importanza che noi abbiamo di essere attenti al nostro territorio, quindi rispondere un po' alle esigenze, alle domande, ai desideri e alle situazioni, non essere persone un po' chiuse nel proprio ambito ma con lo sguardo aperto. E l'ultima domenica liberare, individuare quei gesti che danno un po' novità, essere un po' presenze profetiche anche nel quotidiano, nella storia quotidiana delle nostre comunità. Per la quarta domenica d'Avvento invece il verbo è incontrare. In che modo declinare questo verbo? Perché l'Evangelo presenta l'incontro di Elisabetta con Maria, l'incontro fra 2 donne, l'incontro fra 2 grembi, l'incontro fra 2 storie, l'incontro fra generazioni diverse. Ecco, l'incontro apre, l'incontro è fecondità, l'incontro dona gioia, l'incontro cambia la vita. Il canto di Maria del Magnificat è il momento nel quale l'incontro diventa pieno ed è allora un po' la narrazione dell'andare controcorrente, no? Del capovolgimento. Ed è bello pensare che Natale non è semplicemente stare dentro una tradizione, ma Natale è aprirci una novità di vita. Come detto, con l'inizio dell'Avvento si inizierà la lettura del Vangelo di Luca. A conclusione del lavoro dei tavoli, a conclusione della prima parte del lavoro dei tavoli, Monsignor Alberto Tanasini ha invitato nelle linee guida pastorali per la diocesi di Chiavari alla formazione per tutte le persone che fanno parte delle comunità parrocchiali, dei movimenti e dei gruppi del nostro territorio. Una formazione, ha detto, che in primis sia incentrata sulla lettura del Vangelo, e così tutte le comunità parrocchiali nei vari ambiti si stanno in qualche modo organizzando per avvicinarsi all'inizio del tempo della lettura del Vangelo di Luca, proponendo gesti di formazione, incontri di approfondimento e momenti di ritiro e di spiritualità per i fedeli delle varie comunità. Con le nostre telecamere ora vi portiamo nella Basilica di San Salvatore dei Fieschi a San Salvatore di Cogorno, dove la biblista Rosanna Virgili ha proposto una lettura del Vangelo di Luca da un'angolazione particolare, ovvero incentrata sulle figure femminili. Vediamo. Il ruolo chiave si avverte subito nel Vangelo di Luca, perché all'inizio, nel primissimo capitolo, c'è già un protagonismo, direi, femminile, rappresentato appunto da Elisabetta e Maria. Elisabetta sarà la madre di Giovanni Battista, che battezzerà Gesù e sarà quello che annuncerà in fondo Gesù, e Maria appunto sarà la madre di Gesù. Quindi sono loro a veicolare proprio questa nuova era, l'era cristiana. E cosa ci dice oggi questo Vangelo? Questo Vangelo ci dice, ma intanto ci dice che ciò che conta è la fede e non sono le strutture, le tradizioni e tante altre cose che magari potrebbero ancora oggi anche nella nostra Chiesa essere equivocate, diciamo, queste due cose. Cioè la fede è rappresentata davvero dalle donne che, non avendo altri ruoli in effetti, non potevano essere sacerdoti perché nel Tempio non potevano entrare nel santo, eccetera,
la loro povertà le rende veramente quelle che hanno la maggiore facilità ad accogliere il Signore per la loro fede, appunto. Lei diceva la fede parte da una tradizione e guarda avanti. Sì, la fede parte da una tradizione e guarda avanti, e Luca in tutta la sua opera lo mostra, perché inizia il Vangelo in un luogo che era appunto, che custodiva la tradizione, che era il Tempio di Gerusalemme, ma poi appunto c'è questa migrazione di Dio dal Tempio, perché appunto l'angelo Gabriele va poi in Galilea. Quindi è una fede che guarda il futuro. Ecco, la fede cristiana è la fede del figlio, Il padre è il figlio dirà nel Vangelo di Giovanni: dove sono io è anche il padre, cioè chi vede me vede il padre. Quindi sono i figli che veicolano i padri, e i figli sono il futuro. Chi sono oggi i rematori, la chiamati del Vangelo? Sì, l'ho chiamati rematori perché è la traduzione precisa, diciamo, di un termine greco che è hyperetai, che si trova nel capitolo primo del Vangelo di Luca, nel prologo. Ma i rematori del Vangelo sono quelli che appunto lo trasmettono, lo annunciano oggi. Chi sono? Ma sicuramente, voglio dirlo, Papa Francesco è un grande rematore del Vangelo, perché direi la sua parola sia impastata di Vangelo. Francesco parla il Vangelo in maniera con lo stesso stile in cui lo parla Gesù, e quindi davvero certe volte mi trovo a dire che Francesco abbia metabolizzato la parola del Vangelo, per cui la tira fuori fresca, così come Gesù stesso la pronunciava e come la pronunciavano anche i suoi apostoli poi, no, quando toccava a loro. E proprio da questo spunto è vero che la gente comune, tutti quanti, il popolo si sente molto amica di Papa Francesco. Sì, come tutto il popolo si sentiva amico di Gesù. Il Vangelo di Luca è il Vangelo delle folle. Le folle seguono Gesù, perché Gesù come dire, ha un impatto davvero molto simile, immagino quello di Papa Francesco, cioè ha un'empatia con tutti. Ed è bello anche in Luca questo, che magari a differenza di Matteo, che contrappone un po', diciamo così, la simpatia di Gesù per i pubblicani ad una certa critica nei confronti dei farisei. Invece il Vangelo di Luca davvero ci presenta un Gesù che parla sempre a tutti e due. Parla ai farisei e ai pubblicani insieme, e mi sembra che anche Papa Francesco lo faccia. Parla ai giusti e ai peccatori, parla ai ricchi e ai poveri, parla, diciamo, a tutti. Per chiudere, siamo una bellissima chiesa. Lei diceva, noi abbiamo tantissime chiese molto belle, però spesso ce le troviamo vuote. Secondo lei da dove bisogna ripartire? Ma io direi ripartire proprio dalla parola. Temo che le nostre funzioni, le nostre devozioni siano mute, un po' come il sacerdozio di Zaccaria che abbiamo visto questa sera, e la Chiesa deve parlare la lingua di oggi, della gente, deve farsi interprete della giustizia, della pace, della fraternità. Credo che se la Chiesa farà questo, penso che in gran parte lo faccia anche, le nostre chiese potranno diventare seducenti, portare a se stesse, diciamo. Però ecco, quello che conta, mi sembra, no, anche quello che abbiamo potuto dire stasera, che quando il popolo non può accedere alla Chiesa, perché appunto c'è questo mutismo, no, che dicevamo, in questo sacerdozio così chiuso, Dio stesso va verso la gente. Non ci dobbiamo preoccupare più di tanto, diciamo, se le chiese sono vuote, il Signore attraverso di noi va nelle case, e quindi c'è comunque questa presenza. E le comunità parrocchiali di Santa Margherita Ligure nel nuovo anno liturgico intendono iniziare un cammino di approfondimento e riflessione proprio incentrato sul Vangelo di Luca, con la formazione di gruppi di ascolto che si possano radunare nelle case durante i prossimi mesi, e con appuntamenti speciali in cui mettere in comune gli spunti emersi nei vari gruppi. Il primo momento di questo percorso sarà domenica 2 dicembre al convento dei Frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure, con
l'attrice Claudia Coll, che leggerà i primi 9 capitoli del Vangelo di Luca, con l'accompagnamento musicale eseguito dal violinista Andrea Cardinali. L'appuntamento per questo ritiro è alle ore 15. Con l'Avvento inizia la lettura del Vangelo di Luca. Le parrocchie di Santa Margherita propongono su questo un percorso di riflessione articolato. Intanto, da dove nasce questo desiderio? Nasce da una parola autorevole che il nostro vescovo ci ha affidato a tutti come diocesi il 10 giugno nelle sue linee pastorali, che raccolgono il lavoro sinodale di 2 anni. E dunque sentiamo che in questa indicazione forte che lui ci ha dato di formazione, e di formazione in particolare sul Vangelo, quest'anno quello di Luca, passa davvero un po' un soffio dello Spirito che ci sembra giusto dover assecondare. Qual è la modalità pratica con cui si realizzerà questo percorso? Abbiamo scelto di leggere in modo continuo, come ci veniva anche suggerito dal relatore al convegno diocesano, il Vangelo di Luca, dunque proprio cogliendolo come libro, come opera anche letteraria, credendo che appunto questa lettura continua possa offrire anche contenuti preziosi circa poi l'interpretazione con la raccolta un po' del suo senso. Dunque è un po' un'esperienza nuova per tutti. Ci siamo fatti aiutare da un sussidio che divide appunto in modo intelligente tutto il Vangelo in 27 sezioni. In questo primo anno noi ne leggeremo una prima parte e poi l'anno prossimo, quando comincia dal capitolo 9, dalla fine del capitolo 9, il viaggio che Luca racconta di Gesù a Gerusalemme, vorremmo appunto concludere anche noi il percorso globale tentando poi di fare un viaggio a Gerusalemme. E questi incontri di approfondimento come saranno strutturati? Questi incontri sono strutturati in piccoli gruppi di ascolto che vorremmo nascessero il più possibile, dentro anche una loro autonomia circa i momenti in cui incontrarsi, i luoghi dove incontrarsi, certamente con dei referenti con cui siamo collegati, questa traccia comune appunto che suddivide il percorso nei capitoli del Vangelo e una metodologia semplice, potremmo dire quella un po' della Lectio Divina classica, dove si sosta prima sul testo per guardarlo, coglierne appunto tutti gli aspetti preziosi, poi si cerca di meditare, di ascoltare qual è il suo significato e poi di applicarlo un po' alla vita, tentando di ascoltare attraverso il testo la parola viva che il Signore rivolge a noi, interpellandoci. Quindi potrebbero nascere gruppi nelle case, nelle parrocchie, con una formula, diciamo così, molto libera e semplice. Questo è proprio il desiderio, una forma semplice, accessibile il più possibile a tutti, in ambiente domestico, credendo che questo possa da un lato forse arrivare anche a persone magari meno abituali, meno abituate a venire in parrocchia, e poi certo in un clima di libertà, fidandoci del fatto che il Vangelo ha una sua forza e la lettura condivisa del Vangelo appunto ci garantisce anche di poterne un po' insieme cogliere il senso. In questo percorso ci saranno anche alcuni momenti comunitari, quali saranno? Ci sono 3 momenti comunitari per tutti, per tutte e 3 le comunità insieme. Il primo momento sarà il ritiro di Avvento, il secondo momento la veglia del Natale e il terzo momento gli esercizi spirituali nella 5ª settimana di Quaresima. Il primo momento comunitario sarà domenica 2 dicembre alle 15 al convento dei frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure. Qual è il programma? Il programma è questo: alle 15:15 proprio dai frati inizieremo la lettura del Vangelo di Luca. Saremo aiutati da Claudia Coll che leggerà i primi 9 capitoli. Dopo la lettura dei 9 capitoli di Claudia Coll ci sarà proprio la possibilità, suddivisi in gruppo, di iniziare la Lezio sul Vangelo di Luca e poi concluderemo pregando insieme i Vespri. Questo sarà il modo per iniziare insieme l'Avvento, ci sarà anche un accompagnamento musicale. Ci sarà anche un accompagnamento musicale per dire come anche la musica ci può aiutare nel gustare la bellezza del Vangelo e attraverso l'ascolto poi. L'invito è aperto a tutti.
L'invito è aperto a tutti, in modo particolare tutti i collaboratori delle nostre comunità e anche tutti i fedeli. Ecco. Il Vangelo è quella gioiosa notizia che riguarda proprio tutti, quindi tutti sono invitati a partecipare. Ora parliamo di due appuntamenti a carattere diocesano e territoriale che sono stati ospitati dalla parrocchia di Santa Maria a Campodinè. Iniziamo con il raduno diocesano dei campanari che si svolge annualmente in una località diversa del nostro territorio. Il programma è molto semplice, i campanari partecipano alla celebrazione della Santa Messa e offrono ai fedeli momenti di ascolto delle più celebri melodie che si possono ascoltare appunto con l'esecuzione dal campanile della Chiesa Prescelta. Ora vi mostriamo le interviste che abbiamo realizzato quest'anno proprio al termine del raduno diocesano dei campanari. Tommaso Gotelli, un giovane campanaro, come nasce la tua passione per questo? Io ho iniziato quasi un anno fa più o meno e appassionandomi subito perché mi avevano già spiegato delle campane, io abito a Chiama e quindi avevo già un po' addocchiato le campane. Poi quando ho iniziato veramente a appassionarmi sono andato, ci hanno fatto delle lezioni e ci hanno insegnato bene come suonare le prime canzoni più facili, diciamo. Quanto usi questo tuo sapere? Cioè lo fai nella tua parrocchia, vai in trasferta, come funziona? Io lo uso molto nella mia parrocchia perché mi esercito, ma anche nei raduni tipo questo ci esercitiamo molto. Quanti anni hai? 12. Da quanti anni fa il campanario? 73. Complimenti, sembra, voglio dire, hai iniziato nella culla. Ho iniziato che aveva 10 anni, quindi ne ho 83 adesso. E come si coltiva la passione per fare il campanario? La passione si coltiva, avevo 7 zii che suonavano le campane, adesso purtroppo sono passato a miglior vita e sono rimasto solo, fino a che il Signore mi darà la salute e cercherò di andare a suonare le campane. Abbiamo un concerto di 8 campane in mi bemolle, medaglia d'oro nel 1881, fuse da la fonderia Pruneri che purtroppo non c'è più. Era una fonderia molto pregiata, insomma, sì. Bene, quindi un pezzo di storia. Esatto, un pezzo di storia, sì. Come è nata la sua passione e per quanto tempo, da quanto tempo lei suona le campane? Che suono le campane sarà 60 anni. Mi è rimasta la passione e io faccio parte della società dei campanari liguri e sono contento di partecipare. È un merito e sono stato anche campanaro al mio paese e continuo sempre a farlo. Ho aggiustato le campane, ho tirato su le campane nuove. Mi ha fatto piacere di questo, di aversi prestato per la comunità. Siete un bel gruppo, abbiamo visto stamattina. Sì, come tutti gli anni alla fine della stagione ci riuniamo, facciamo un raduno diocesano dal 2007, da quando abbiamo fatto l'associazione dei campanari liguri. Su suggerimento del nostro vescovo facciamo questo raduno in una parrocchia diversa ogni anno. E quanti siete? Saremo tra campanari simpatizzanti, una cinquantina, 60 più o meno. Per fortuna insomma, ci sono anche dei giovani, come abbiamo potuto vedere, e speriamo sempre di mandare avanti questa antica tradizione. È bello vedere in effetti le diverse età dei campanari, no? Perché ci sono proprio ragazzini e persone più anziane. La passione condivisa. Se lei dovesse definire un tratto che unisce tutti, qual è?
La passione per, si può dire anche la musica, anche se tanti musica non ne capiamo niente, però a orecchio riusciamo a esprimere questa nostra arte. È proprio frutto di una passione che è interiore. Io mi ricordo quando ero bambino che ero sempre con la massima attenzione verso i campanili, poi piano piano ho iniziato a suonare. Dogandrea diceva che il suono delle campane è il primo annuncio della parola di Dio. Che cosa ha risuonato in lei sentendo queste parole? Mi ha portato un po' indietro nel tempo, perché da sempre il suono delle campane è l'avviso che si dà a ogni comunità per le funzioni che ci sono, e quindi è una cosa bella che si sente da poter esprimere esteriormente col suono. E nella stessa giornata la chiesa di Santa Maria Anè ha ospitato anche la festa del ringraziamento organizzata annualmente da Coldiretti. Nel momento in cui tradizionalmente terminava la stagione agricola, si svolgeva anticamente questa festa proprio come ringraziamento per la stagione appena conclusa, una stagione giudicata buona dagli addetti ai lavori, e questa è stata anche l'occasione per ritrovarsi per un momento di riflessione proprio legato all'attività agricola e contadina. Vediamo. Giornata del ringraziamento in una comunità della Val Graveglia. Come è nata questa scelta? Ma la scelta della celebrazione della festa del ringraziamento comunque ha origini molto antiche, nel senso che storicamente questo è il periodo in cui venivano chiusi i contratti agrari, veniva considerata la fine dell'annata agricola, dove si ringraziava per la stagione, per il raccolto, per come era andato la stagione, e ci si predisponeva a preparare la nuova annata agricola. E la scelta del territorio o della parrocchia dove farla, come viene fatta? Viene fatta a rotazione su tutte le nostre sezioni locali, in modo da andare sempre sul territorio a verificare quali sono poi eventualmente le problematiche o le criticità dei nostri soci su tutto il territorio. Come è andata quest'annata? Ma è stata un'annata molto positiva anche dal punto di vista della campagna olivicola, che adesso è nel pieno. A parte i problemi causati dal meteo, dal vento, possiamo ritenerci soddisfatti. Quante comunità hanno partecipato a questa celebrazione? Sono 13 sezioni, quelle che comprendono tutta la provincia di Genova. Abbiamo visto una ricchezza di doni durante l'offertorio. C'era la peculiarità di ogni singola sezione? Più che di ogni singola sezione, di ogni valle che compone il nostro territorio. Emanuele Rocca arriva da Sestri Levante e ha un'azienda agricola particolare. Lei coltiva? Io coltivo lo zafferano e poi l'apicoltura, la zootecnia con le capre e i maiali incinta senese, tutto allo stato brado. Come nasce la voglia, l'idea di coltivare lo zafferano? Lo zafferano, diciamo che è un'idea che ci è venuta a me e mia moglie, visto che avevamo dei vigneti concessi anche da certi vicini di casa da recuperare, per ridare valore al territorio ligure, diciamo, soprattutto ai nostri terrazzamenti che sennò sarebbero abbandonati. E abbiamo riscontrato una buona riuscita. Ecco. Da quanto lei ha l'azienda agricola? E adesso sono 4 anni. Ormai sono 4 anni. Che produciamo. Come zootecnia quanti capi ha? Adesso abbiamo all'incirca una quindicina di capre, tutte sane, a mungitura, vendiamo il latte. E poi maiali incinti a senese a seconda degli anni. Adesso sono in uscita e andiamo dai 20-30 maiali all'anno. Io faccio olio di oliva, uva da vino e poi prodotti orticoli che vendiamo poi al mercatino già conscienti in estate, e poi faccio marmellate, trasformo marmellate con quello che riesco a trasformare di verdura, sott'olio eccetera. E la commercializzazione dei tuoi prodotti, al di là del mercatino, avete anche altri canali? Sì, c'è qualche negozio in giro dove la porto qualche negozio qua della zona, e poi comunque ci sono i clienti che ormai la conoscono, vengono, ci sono delle cose particolari tipo la cipolla rossa di Zerli che è conosciuta, quindi la vengono a cercare anche spesso, o la farina di castagno, queste cose qua.
Se tu dovessi invitare un giovane, tu sei giovane, però un ragazzo ad avvicinarsi a questo mondo, che cosa potresti dire? Che ci vuole tanta passione, deve farlo per passione, non si può fare per reddito perché non è quello che funziona, ci deve essere la passione per questo lavoro, allora forse si riesce poi a ottenere qualcosa, altrimenti è difficile. Adriana Podestà è una rappresentante di questa comunità, stamattina ha fatto colei che accoglie ma anche colei che partecipa come coltivatrice. Adriana, che cosa coltivi? Coltivo un po' di tutto, perché poco di tutto ma ci abbiamo di tutto, di conseguenza più tanto ci abbiamo uva e olive e quest'anno è stata un'annata molto abbondante ma il tempo non ci ha aiutato, però insomma dobbiamo ringraziare sempre perché è andata bene così. Guardando Adriana viene da dire che lei mette in tutte le cose che fa una grande passione, vero? Sì, sempre, sempre. Infatti anche lì quelli della Coldiretti hanno insistito tanto per farmi presidente dei coltivatori pensionati. La comunità parrocchiale si apre agli eventi della diocesi e non è la prima volta. Che cosa significa questo per la comunità? Significa quello che è il legame con la festa liturgica di oggi, la solennità di Cristo Re, come abbiamo detto durante la celebrazione, ci ricorda l'importanza dell'annunciare Gesù Cristo Re, ma annunciare Gesù nella nostra vita, quindi legato molto al nostro annunciare personalmente il Signore negli eventi della vita più quotidiana e nello stesso tempo anche ringraziare, come ha fatto quest'oggi la Coldiretti, che ha ringraziato per il frutto, come dice la liturgia, della terra e del lavoro dell'uomo. Ecco, tutte le volte che noi annunciamo e ringraziamo, viviamo due verbi propri della vita cristiana, e due verbi che noi siamo portati a vivere nelle nostre comunità parrocchiali, perché noi annunciamo e ringraziamo, cioè celebriamo l'Eucarestia ogni domenica nelle nostre comunità, ma non possiamo smarrire questo spirito diocesano perché le chiese locali, la comunità parrocchiale nasce e cresce in comunione con il Vescovo e con la Chiesa diocesana, quindi ogni tanto ricordare questa diocesaneità da cui dobbiamo partire non è male. 13 studenti degli istituti diocesani di musica di Chiavari, Genova e Savona si sono ritrovati nella cattedrale chiavarese di Nostra Signora dell'Orto per un concerto in occasione della memoria liturgica di Santa Cecilia. Questa è stata anche l'occasione per suggellare una collaborazione fra i 3 istituti diocesani di musica che in realtà è stata avviata già da tempo. Vediamo. 13 studenti degli istituti diocesani di musica di Genova, Savona e Chiavari si sono radunati in cattedrale per la festa di Santa Cecilia e hanno tenuto un concerto d'organo proponendo brani di diversi autori. Fra loro, giovani e meno giovani approdati ai vari istituti per motivazioni diverse, chi per studio, chi per effettuare in maniera più precisa il servizio liturgico, chi per approfondire un percorso musicale eclettico, come Leonardo, giovane pianista, approdato da pochissimo all'Istituto di Musica della Diocesi di Chiavari, spinto dalla passione per la musica di Bach. Il pianoforte all'epoca di Bach non esisteva e Bach ha scritto un sacco di brani per organo e forse è più il suo universo l'organo rispetto a quello del pianoforte e posso conoscerlo meglio in un certo senso. Dal pianoforte all'organo il salto è importante? Sì, è molto importante perché cambia completamente la sensibilità che ci vuole sulla tastiera, perché per esempio l'uso della dinamica è completamente diverso e poi c'è l'aggiunta dei piedi della pedaliera che nel pianoforte non c'è. Anche lì bisogna avere una certa sensibilità, per cui oltre alla coordinazione ci vuole la giusta sensibilità per suonare. Ti interessa di più dunque un repertorio di tipo classico oppure un repertorio anche di tipo liturgico, visto che l'istituto ha natura diocesana? Ma io sono più sul classico perché venendo dal pianoforte le basi ce l'ho più in quel tipo di repertorio. In realtà mi interessa anche il repertorio liturgico, mi piace molto anche la musica antica, rinascimentale, sacra, delle messe, per esempio dei fiamminghi, dei compositori fiamminghi come Josquin des Prez, entrambi, però vengo più da
da un mondo di musica classica. L'Istituto Diocesano di Musica è nato 51 anni fa, in epoca dunque post-conciliare, per sostenere la formazione degli animatori della liturgia. Certamente si è sentito 50 anni fa la necessità di preparare sia gli organisti, perché l'organo è lo strumento principe della liturgia cattolica, e poi i cantori, quindi la formazione degli organisti e dei cantori, e quindi c'è tutta un'attività annessa e connessa all'esperienza del canto, e quindi degli strumenti, gli strumenti liturgici, in primis l'organo, gli organi. Nella nostra diocesi ce n'è oltre un centinaio, una sessantina li abbiamo restaurati, sono stati restaurati in questi anni, e sono un patrimonio a servizio, sono strumento a servizio. Ci si augura che anche le nuove generazioni, gli organisti, si sono formati un numero ordinario e straordinario di organisti. Ricordo quando ero giovane ragazzo, gli organisti in diocesi erano 3 o 4, ecco. Adesso sono decine. L'incontro in cattedrale ha cementato la collaborazione, che esiste già da tempo, fra gli istituti diocesani di musica, come quello di Savona, nato nel 1971 per collaborare strettamente con il coro della cattedrale e oggi frequentato da 15 studenti. C'è il coro e ci sono i ragazzi che suonano, come abbiamo visto oggi, e sono tra l'altro il gruppo più numeroso che ha eseguito oggi, con il ragazzo più giovane che è di terza media, ma un'allieva di seconda media non è venuta oggi perché non ha partecipato a questo evento. Sono segni molto belli, perché è una chiesa viva che dai giovani fino alle persone più anziane si raduna, perché cantando si vive la comunità cristiana tutti insieme. È bella anche questa forma di collaborazione fra Genova, Savona e Chiavari. Questa è una cosa che è molto più antica di quanto non pensiamo. Io sono venuto a fare un saggio da allievo nell'81 nella chiesa di San Giovanni qui a Chiavari con il maestro Traverso e la maestra Ginanni, e avevamo già allora cominciato a bozzare questa cosa. È curioso che la missione a Cuba, inventata dal vescovo di Savona Amadei, veda oggi protagoniste le 3 diocesi, Savona, Genova e Chiavari, e il seminario è interdiocesano. Questi istituti coprono la stessa geografia, è un'immagine anche di una chiesa diversa che riesce a pensare ad una comunitarietà più vasta. Dal punto di vista della vostra attività, che progetti avete? Ma noi abbiamo una contemporaneità di diversi livelli. Uno è quello di andare capillarmente a dare una mano ad ogni parrocchia a rinforzare questa vita che è musicale e liturgica insieme. D'altra parte poi la cura degli strumenti, come ci ha insegnato il maestro Traverso in tutta Liguria, recuperare questi organi che sono tutti in condizioni difficili, dare una mano a gruppi musicali di vario tipo. D'altra parte anche poi le celebrazioni in cattedrale, le celebrazioni in vicarie, raduni diocesani, e poi anche gli eventi culturali, cioè concerti. Non ne faremo uno il 27 dicembre, ce ne sono diversi nel corso dell'anno, anche di livello alto, con orchestra o con solisti, cioè quel vivere che diceva anche Donizetti, che è vivere cristiano, perché cristiano vuol dire promuovere la persona umana dai suoi bisogni più bassi, della fame, dei bisogni quotidiani, fino a darle le spazialità di Dio, e queste si ottengono con la cultura e la preghiera. La confraternita di Santa Caterina a Sestri Levante ha celebrato la festa della titolare con la processione che si è snodata lungo le vie del centro. I confratelli ora si stanno preparando anche alle festività natalizie, e in preparazione c'è l'allestimento del tradizionale presepe. Le offerte che saranno raccolte proprio in occasione dell'allestimento del presepe serviranno per recuperare la struttura dell'oratorio che è stata danneggiata dai recenti eventi atmosferici.
La festa di Santa Caterina per l'omonima confraternita di Sestri Levante è un'occasione che conclude idealmente il cammino dell'anno, richiamando amici e confratelli anche dalle località limitrofe. Il triduo di preparazione culmina nella giornata di festa in cui il gruppo si riunisce nella chiesa di San Pietro in Vincoli per la celebrazione dell'Eucaristia e poi si muove processionalmente nel centro della città. Quest'anno la messa domenicale è stata presieduta da Monsignor Alberto Maria Careggio, vescovo emerito di Ventimiglia Sanremo. In processione vengono portati 3 crocifissi lignei della confraternita di Santa Caterina e il crocifisso del Carmelo. È una festa molto sentita nel centro storico, e poi è l'ultima festa dell'anno. Sono tante sia le confraternite della Liguria, perché arrivano dalla provincia di Spezia, di Genova e anche di Chiavari, e insieme festeggiamo la nostra patrona. Il percorso lungo le vie del centro sestrese ha richiamato l'attenzione di molte persone, passanti ma non solo, anche residenti legati a questa antica tradizione. È nostra tradizione trasportare i crocifissi come testimonianza, c'è tante persone anziane che non possono partecipare alla nostra festa e allora quando vedono passare il crocifisso sotto le finestre si avvicinano, si segnano con la croce, gli sembra un po' di ricordare ancora il loro passato. Ecco. Archiviati i festeggiamenti, l'attenzione dei confratelli si sposta ora sulle imminenti festività natalizie e sulla mostra allestita a Palazzo Reale di Genova, dove è stata portata la cassa processionale del martirio di Santa Caterina. È un nostro vanto che questa nostra statua venga richiesta e noi abbiamo pensato di organizzare un pullman per coloro che hanno piacere di andare a vederla. Inoltre poi ci sarà il presepe, il nostro presepe genovese, che è sempre molto apprezzato e in qualche modo i proventi del presepe ci servono perché abbiamo avuto qualche problema durante l'ultimo maltempo e cercheremo di restaurare il tetto e altre pertinenze dell'oratorio, sperando che anche all'aiuto delle persone. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.